Oggi è mercoledì 4 dicembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 4 dicembre 1563. A Carini, nei pressi di Palermo, Laura Lanza di Trabbia, 34 anni, moglie del barone Vincenzo II La Grua a Talamanca, viene sorpresa con l'amante, Ludovico Vernagallo, dal padre, il barone di Trabbia Cesare Lanza, che per vendetta uccide a coltellate entrambi. Il vedovo si risposa subito con Ninfa Ruiz, cancellando dal suo castello le tracce della prima moglie. Cesare Lanza viene assolto, dopo essersi appellato al delitto d'onore, e l'anno successivo è insignito del titolo di conte di Mussomelli. Ma la voce popolare sulla sorte della baronessa di Carini viene raccolta da un anonimo autore in una ballata che fa ancora oggi vivere la drammatica vicenda della giovane e il suo grande amore nascosto. Laura va in sposa all'età di 14 anni al sedicenne Vincenzo La Grua per volontà del padre di lei, che combina il matrimonio, non avendo avuto al momento figli maschi, per imparentarsi con una blasonata e potente casata. Laura fin da bambina conosce Ludovico Vernagallo e i due si amano. Ma il ragazzo non è nobile e la giovane non può opporsi alla volontà paterna. I due amanti rimangono comunque legati e intrecciano una lunga relazione, i cui frutti, secondo la ricostruzione di alcuni storici, sono gli 8 figli avuti in quegli anni dalla donna. È il frate confessore della baronessa ad informare don Cesare, che prepara l'agguato e quando il delatore lo avverte che i due amanti sono insieme, corre nella notte da Palermo a Carini e irrompe, insieme al marito della figlia, nella camera da letto dove sono i due, uccidendoli. In mancanza di cronache del tempo, messe a tacere dalla potenza delle famiglie coinvolte, rimane un mistero. Secondo alcune ricostruzioni, il barone di Carini sarebbe stato a conoscenza della relazione della moglie e incerto sulla paternità dei figli, per evitare che il patrimonio finisse in mani illegittime, avrebbe ucciso lui, i due innamorati. Ma la legge permetteva solo al padre dell'adultera di uccidere la figlia e il suo amante, se colti in flagrante. Al marito riconosceva il diritto di uccidere solo il rivale. Il padre si sarebbe quindi addossato la colpa perché così avrebbe potuto mettere le mani sulla dote della figlia. Secondo la leggenda, ad ogni anniversario dell'omicidio riapparirebbe sul muro della camera da letto l'impronta insanguinata della mano che la baronessa di Carini, morente, appoggiò alla parete dopo essersela premuta sulla ferita al petto. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.